che Valoese Ciapà, sempre dal blog Venetica, e il titolo è I Veneti intra la storia della scienza, Tullio Pozzan, è il primo dei 4 articoli. Digitalizzazione del testo del febbraio 2021 del Lunaro Veneto, de produzione autorizzata dall'Accademia de Buena Crianza. Tullio Pozzan è un ricercador e scienziato veneto, sesto mestre inter 1949, professore di patologia generale inter l'Università di Padova, riconosciuto per essere una delle figure più importanti della scienza biomedica a livello internazionale. Laureata a Padova nel 1973, ha contribuito alla fondazione dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare e dal 2012 è rettore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR. Il professor Pozzan è autore di 350 articoli pubblicati nelle più prestigiose riviste scientifiche internazionali e i suoi lavori hanno avuto più di 50.000 citazioni. Par del più è membro di alcune tra le più prestigiose accademie nazionali e internazionali: Istituto Veneto di Scienze e Arti, Royal Society United Kingdom, National Academy of Sciences USA. Il secondo articolo che vado a leggere è I Veneti intra la storia della scienza, Padova e la scienza. L'orto botanico di Padova è il più antico al mondo, ancora situato in il suo luogo originario, e era stato istituito nel 1545 per coltivare piante medicinali per far su i medicamenti che all'epoca erano chiamati semplici. Dunque, per questo motivo il nome era il Giardino dei Semplici, Hortus Simplicium. Dal 1997 è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Nel 1594 invece è stato realizzato il teatro anatomico dell'Università di Padova, che è il più antico al mondo, ancora perfettamente integro e ben conservato. È stato resto da Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, che era professore medico e chirurgico dell'Università Parana. Il teatro è grande a forma di cono rossa, con pianta eitica e si esili di palchi in legno di noghera. Ecco, ho letto i primi 2 articoli, se vediamo ai prossimi altri 2.